Rieccoci in diretta con l'approfondimento del mercoledì con la CGIL e continuiamo in qualche modo il discorso che avevamo iniziato con la direttrice dell'INPS, andiamo ad approfondire ulteriormente anche con il ruolo che avrà in tutto questo il sindacato, il tema della riforma della disabilità dal 1° marzo e che vede Treviso tra le 9 province italiane in cui è stata avviata la sperimentazione. Ne parliamo insieme a Mauro Visentin, CGIL Treviso. Ben ritrovato Mauro, buongiorno. grazie per essere con noi, ben ritrovata anche a Valentina Durante, Inca Treviso. Vi ricordo, poi tra pochissimo apparirà come per magia il numero di telefono, eccolo qua, grazie a Simone Merlo e Alessandro Granzieri, regia 0422 1628 332 per intervenire in diretta e fare domande su questa tematica. Ci sono molte cose da dire, ma iniziamo subito, Mauro, con come sempre con un po' un quadro generale della situazione politica e certo rispetto alle altre volte oggi si aggiunge un elemento non certo da sottovalutare, che è quello della guerra in Medio Oriente, che preoccupa da tanti punti di vista e ne abbiamo parlato ampiamente di quelle che sono poi le ripercussioni, le ricadute sulla nostra economia, e sono già pesantissime. Beh sì, il tema di incertezza che prima era, come dire, in maniera abbastanza notevole presente su quasi tutti i nostri ragionamenti, anche nei ragionamenti legati a investimenti, legati a prospettive, si accentua ancora di più perché ovviamente questo tipo di conflitto non aiuta senz'altro a capire cosa succederà non domani ma neanche fra qualche mese. L'unica cosa certa è che l'aumento del costo dell'energia è un dato di fatto, lo abbiamo già visto in maniera a volte anche abbastanza impropria, perché sabato sono partiti i bombardamenti, domenica c'erano già gli aumenti ai distributori del carburante, per cui anche qua magari se ci fosse un occhio attento e vigile da parte di chi deve fare i controlli e potrebbe farsi qualche domanda, no? Non bastavano le accise che già erano iniziate col 1° gennaio, si è aggiunta anche questo tipo di situazione, ma è una situazione che chiaramente porta uno scompenso sia nelle famiglie, perché l'aumento dei costi di energia vuol dire le bollette più alte, ma anche per quanto riguarda le aziende e le nostre realtà, che sono fatte in particolar modo di piccole, medie e piccolissime aziende. Questo problema senz'altro sarà un problema che metterà in difficoltà più di qualcuno. Anche qua pensiamo che il governo debba in qualche maniera intervenire e provare a trovare delle soluzioni che siano soluzioni reali e che possano mettere le aziende in condizioni di traguardare anche il futuro, perché se le aziende hanno una capacità di vedere un po' più in là di domani, di dopodomani, riescono anche a ragionare su come dire, migliorare la qualità della vita anche dei lavoratori, dei dipendenti e come dire, nei rinnovi dei contratti, ma anche nella quotidianità. Mauro, senza apparire tragici, pessimisti, ma potrebbe essere questo il colpo di grazia per alcune aziende già in crisi e per altre invece necessario ricorrere ulteriormente alla cassa integrazione? Quando c'è una crisi in atto, senz'altro le aziende più deboli sono quelle più esposte e noi non serve andare tanto indietro. Se ci ricordiamo il 2008 è stato proprio così, nel senso che quelle realtà che erano più esposte, soprattutto sotto l'aspetto all'epoca economico e con le banche, con finanziari eccetera, sono state le prime che hanno subito i contraccolpi e che di fatto sono saltate. Io mi auguro che ci sia una gestione oculata anche di salvaguardia di questo tipo di situazione.
Potrei dire che quando è arrivato il Covid nel 2020 invece sono state messe in atto delle azioni proprio a tutela e a salvaguardia dei lavoratori e delle aziende, proprio per superare la fase acuta della crisi e per dopo ripartire e provare insomma a resistere alle situazioni anomale di crisi. Ecco, in questo momento qual è la situazione sul fronte fallimenti, cassa integrazione? Come si è aperto questo 2026? Diciamo che c'è ancora una sorta di attesa. Ovviamente il trend è un trend di crescita, lo abbiamo visto ancora con la chiusura del 2024, però non abbiamo dei picchi apprezzabili, fortunatamente vorrei dire. Anche qua ci sono degli strumenti che vengono utilizzati come cassa integrazione per ristrutturazione, che in qualche maniera possono intervenire. Molto invece passa attraverso le piccolissime realtà che quando chiudono e ti trovi con le persone per strada, ma non fanno notizia perché sono pochi, ma pochi in tanti posti diventano tanti come chiudesse un'azienda grossa. E allora veniamo a questa importante riforma, Valentina, che ha preso il via dal 1° marzo e che, come ho detto, coinvolge direttamente, perché non è una riforma in questa fase che interessa tutta Italia, ma che coinvolge appunto 9 province italiane, tra cui proprio Treviso. In che cosa consiste? Allora, di fatto dal 1° marzo, quindi da qualche giorno, siamo entrati nel pieno e nella vera fase della riforma della disabilità. Ne avevamo parlato già il mese scorso in occasione appunto dell'incontro che abbiamo avuto, anche in altre occasioni, e quindi adesso prende il via questa importante nuova modalità di gestione delle domande di fatto amministrative, delle valutazioni dell'invalidità civile. È una riforma fondamentale, nel senso che c'è un cambio di paradigma importante, perché si mette al centro quella che è la persona, quella che è la disabilità, quindi con un concetto molto più ampio della persona, legata a un progetto di vita individuale, personalizzato, e non si fa più riferimento esclusivamente al riconoscimento dell'invalidità civile, quindi puntando l'attenzione su quella che è la patologia, il problema di salute, che veniva valutato insomma con un grado, una percentuale appunto di invalidità civile stessa. Il legislatore, attuando attraverso un decreto legislativo del 2024 su una riforma convenzione ONU del lontano insomma degli anni 2000 sui diritti insomma delle persone con disabilità, ha avuto come obiettivo e come intento quello di andare a semplificare e unificare il processo amministrativo per l'accertamento appunto della disabilità. Quindi si passa, come dicevo, da un vecchio concetto di invalidità civile legato sostanzialmente alla patologia fine a se stessa, a un concetto più ampio di disabilità nel suo spaziare insomma più complessivo a 360 gradi. Ecco, tra le novità c'è proprio quella del processo di accertamento della disabilità, che in qualche modo viene modificato, forse anche accelerando i tempi, almeno ci si augura questo. Esatto, speriamo effettivamente che sia questo anche nella realtà. La vera rivoluzione, diciamo, che è, come noi la definiamo, una rivoluzione epocale, è appunto quella della presentazione della domanda amministrativa, nel senso che la riforma della disabilità introduce 2 aspetti nuovi e molto importanti. Uno fa riferimento alla novità rispetto alla valutazione di base e multidimensionale, che quindi va oltre a quella che è la percentuale della patologia, e la cosa più importante che riguarda fin da subito, fin da ora, cioè dal 1° marzo, tutti quanti, quindi l'accertamento della disabilità, è la presentazione della domanda amministrativa. Ovvero, fino al 28 di febbraio, mese scorso, noi abbiamo sempre presentato la domanda amministrativa
successivamente a un certificato medico telematico compilato dal medico di base. Cioè per avere la valutazione, no? Quindi per essere valutati e avere un grado di invalidità civile, fino a ieri, fino al mese di febbraio appunto 2026, anche in provincia di Treviso, che cosa avveniva? Mi recavo dal medico di base, dal medico di medicina generale, il quale a seguito appunto della diagnosi e della mia anamnesi compilava, redigeva il certificato medico telematico, cosiddetto insomma modello C, e da questo si presentava all'INPS una domanda amministrativa. Oggi invece che cosa cambia con la riforma della disabilità? Cambia nello specifico proprio la domanda amministrativa. Il certificato medico telematico non è più quello che abbiamo utilizzato e quello che era necessario fino al 28 di febbraio. Oggi questo certificato medico telematico si chiama certificato medico introduttivo, quindi nella riforma si cambiano anche le parole, la terminologia, si parla proprio di una nuova valutazione anche di nuovi termini, quindi certificato medico introduttivo, che viene redatto da un medico certificatore. Il medico certificatore non è detto che sia il medico di base. Quindi questa è la prima cosa che dobbiamo tenere a mente, che deve essere chiara e che deve passare e arrivare appunto a tutti i cittadini e i telespettatori che ci stanno seguendo. Il medico certificatore non è detto che sia il medico di base, appunto perché il medico di famiglia o i medici insomma in generale non hanno l'obbligo di diventare medici certificatori che compilano appunto questo nuovo certificato per la valutazione della disabilità, che è appunto il certificato medico introduttivo. Questo nuovo certificato, che vale dal 1° marzo 2026 in provincia di Treviso, è anche domanda amministrativa. Quindi la vera diciamo, riforma in primis è questo. Mentre prima a un certificato medico telematico compilato dal medico di medicina generale dovevo far compilare, diciamo, no, trasmettere all'INPS la domanda amministrativa, oggi il certificato medico introduttivo, che è il nuovo certificato in vigore dal 1° marzo, vale anche come domanda amministrativa. Questo effettivamente è la prima e vera semplificazione data da questa riforma, no? Quindi la persona disabile, il familiare, non deve più, in un certo qual senso, far riferimento a tanti uffici, no? La burocrazia, la famosa burocrazia di cui spesso si sente parlare, diciamo, c'è uno snellimento del procedimento, quindi quel certificato vale anche come domanda e non devo recarmi ad esempio da un intermediario o da un patronato per presentare la prima fase della domanda amministrativa. Quindi questo è il primo passo che deve essere chiaro e che cambia. Come interviene il patronato nelle varie fasi della domanda e appunto del nuovo accertamento di invalidità? Allora, il patronato, quindi l'intermediazione diciamo tra il cittadino e la pubblica amministrazione, in questo caso appunto l'INPS, interviene nella modalità in cui non è più necessario e non serve più presentare la domanda amministrativa all'INPS, appunto perché il certificato medico introduttivo vale anche come domanda amministrativa, ma il patronato interviene perché a questo certificato medico introduttivo bisogna dar corso e dar seguito e quindi inviare all'INPS il dato socio-economico, ovvero presentare all'INPS tutta una serie di dati socio-economici, appunto, quindi l'indicazione del proprio conto corrente per vedersi liquidare e pagare insomma la prestazione che verrà riconosciuta a seguito di una valutazione positiva della disabilità, quindi vecchia invalidità civile. Quindi comunicare all'INPS i propri redditi, perché per determinate valutazioni e accertamenti sono necessari i redditi, perché comunque il reddito vale anche come limite per vedersi liquidare o meno una prestazione.
semplicemente i dati familiari e dello stato civile, e quindi tutta una serie di indicazioni, diciamo, amministrative e burocratiche che sono necessarie all'istituto, all'INPS, appunto per liquidare poi le prestazioni assistenziali a seguito della valutazione della disabilità. Abbiamo una telefonata in linea prima di andare avanti. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Volevo chiedere come mai io ho fatto il giorno 25 il documento da dottore di base e non è più valido. Io ho pagato 60 euro a farlo e adesso che stiamo cercando di informazioni e andare avanti con la documentazione, tramite internet risulta già chiuso e non so più cosa fare. Devo andare comunque a pagare un dottore 100 euro? Allora, grazie. Direi che non è da poco come domanda. Grazie davvero per questa domanda, perché ci dà l'occasione Esatto. per capire cosa succede a chi si è fatto fare il certificato prima. Esatto. Allora noi abbiamo cercato anche di intervenire a livello proprio di social media piuttosto che sito internet, di dare questa ampia diffusione alla comunicazione che il 28 di febbraio scadeva effettivamente la vecchia presentazione, la vecchia modalità di presentazione delle istanze di invalidità civile. Quindi appunto oggi che cosa stiamo riscontrando? Stiamo riscontrando diversi casi, molteplici casi, come quelli appunto descritti dalla signora che è in collegamento, che ci ha telefonato, di persone che hanno in mano il vecchio certificato telematico modello C per la presentazione di invalidità civile, di legge 104, quindi l'handicap, di collocamento mirato, legge 68, che effettivamente però non è più valido dal 1° di marzo. Allora, tutte le domande che siamo e le persone che siamo riusciti ad intercettare entro la settimana scorsa, quindi venerdì 27, no, il 28 di febbraio scadeva, siamo riuscite a dar corso, siamo riusciti nei nostri uffici, come insomma tutti gli altri patronati, a dar corso a queste domande, grazie anche a una forte sinergia con l'INPS che ci ha messo a disposizione, insomma, sebbene qualche difficoltà con le procedure, tante modalità di presentazione, diverse modalità di presentazione delle istanze. Che cosa accade? Che effettivamente ci sono tanti cittadini che hanno tra le mani ancora il vecchio certificato modello C, che ha e aveva validità 90 giorni da quando il medico te lo compilava, che effettivamente non è più valido. Allora il consiglio e quello che stiamo suggerendo è questo: provate a ritornare dai medici di famiglia, dai medici di base o comunque dal medico che ha compilato quel certificato, innanzitutto per verificare se quel medico è medico certificatore, perché qualora il medico sia diventato in modalità rispetto appunto alla nuova disabilità, riforma della disabilità, medico certificatore, valutare se è possibile la trasformazione di quel vecchio modello C, certificato telematico appunto per la richiesta di invalidità civile, in certificato medico introduttivo, che è quello necessario ai fini appunto della riforma della disabilità. Qualora il medico non sia medico certificatore e quindi non sia possibile questa, diciamo, trasformazione, effettivamente abbiamo poco in questo momento da fare, nel senso che non abbiamo più la procedura, cioè non esiste ad oggi in provincia di Treviso la procedura per la modalità per presentare la domanda. Consiglierei insomma alla signora di, se ha piacere, di lasciare il numero di telefono in maniera tale che riusciamo magari a contattarla, a prendere contatti per far sì che, per verificare insomma quella che è la situazione nello specifico, dare il consiglio più adeguato rispetto alla situazione specifica insomma che si trova, che sta vivendo in questo momento. C'è pare esserci probabilmente un allargamento, stamattina insomma arrivavano delle notizie dal nazionale, no, dalle nostre sedi nazionali e quindi dalla direzione centrale dell'INPS, che pare potrebbe esserci un allargamento, quindi qualche giorno in più
per presentare la vecchia, l'invalidità civile nella vecchia modalità, ma è solo veramente un'ultima, diciamo, un ultimo sentito dire, un'ultima ora, e non c'è niente di ufficiale. Quindi a disposizione volentieri le nostre sedi, insomma, se andate nel sito internet potete trovare le sedi di riferimento. Il consiglio è quello di chiamare in caso lo 0422 40 91 per mettersi in contatto, oppure se preferisce lasciare il numero di telefono, la contattiamo per capire come gestire queste emergenze poi di fatto, perché alla fine si tratta appunto di chi aveva tra le mani alla data di scadenza questo modello qui, che di fatto non è più valido da lunedì, quindi da qualche giorno, insomma da 3 giorni. Probabilmente non sarà neanche una situazione così tanto isolata, immaginiamo. No, esatto. Valentina, abbiamo detto che è in sperimentazione a Treviso, quindi quando sarà effettivamente a regime la riforma in tutto il Paese? Allora, la riforma della disabilità innanzitutto è partita a gennaio del 2025, quindi in realtà è partita a gennaio del 2025 nelle prime 9 province italiane. A settembre del 2025 c'è stato un ulteriore blocco di altre 11 province italiane che si sono aggiunte alle prime 9 di gennaio 2025. E da marzo, quindi da questo mese, marzo 2026, altre 40 province entrano appunto nella fase sperimentale della riforma della disabilità. Quindi prime 9 province gennaio 2025, ulteriori 11 settembre 2025, marzo 2026 altre 40. In Veneto, proprio da questo mese, oltre a Treviso, quindi la nostra provincia in toto, ci sono anche le province di Venezia, che sono entrate nella sperimentazione, e di Verona. Vicenza era già in sperimentazione da settembre del 2025. Ora, è una fase sperimentale, no? Quindi effettivamente è tutto un divenire, tante cose magari stanno cambiando, si stanno modificando anche in base alle criticità e alle difficoltà che si riscontrano, no? Si presume però, da come insomma è stata scritta la norma e da quello che prevede il legislatore, che la riforma sulla disabilità diventi strutturale, quindi coinvolgerà tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 2027, salvo chiaramente eventuali modifiche che andremo poi a verificare in corso d'opera, diciamo, mi viene da dire. Quindi ancora qualche mese e poi da gennaio del prossimo anno non si parlerà più di sperimentazione, ma di fatto di esatto, di entrata a regime della riforma della disabilità vero e proprio. E in cosa consiste la valutazione di base che viene, che è l'altra novità, anzi prima della domanda c'è una telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno, sono Giacomo, chiamo dalla provincia di Venezia. Volevo un'informazione dalla dottoressa, devo fare la certificazione ai miei genitori. Volevo sapere se una volta fatta la certificazione e concessa l'invalidità a papà, gli viene tolta la patente. Solo questo, perché altrimenti gli taglierei le gambe. Ok, se non ho... Quindi allora la domanda, se non abbiamo capito male, se una volta fatta la certificazione c'è il rischio che venga tolta, sospesa, insomma annullata la patente? Esatto. Ok, prego Valentina. Allora, non è, diciamo, formale, cioè non è un dato di fatto, nel senso invalidità uguale revoca della patente, ma è chiaro che rispetto alle patologie, rispetto a quella che è il problema di salute, voglio dire, no? Quindi la valutazione nuova sulla disabilità dei genitori, è chiaro che è evidente che rispetto a tutto quello che è l'aspetto clinico, voglio dire, no? della persona, ci possa essere una segnalazione alla commissione patenti, quello sì, assolutamente, non mi sento di escluderlo, anzi voglio dire, certo che tanto fa la differenza quella che è la patologia, no? L'unica cosa che mi sento di dirle è, considerato che appunto anche in provincia di Venezia da marzo, così come a Treviso e Verona, è cambiata, no, la modalità di presentazione dell'istanza, verifichi che il medico di famiglia, di medicina generale a cui farà riferimento sia un medico certificatore,
perché appunto dovrà redigere questo nuovo certificato che è il certificato medico introduttivo e poi appunto faccia riferimento al patronato INCA della CGIL di Venezia, in questo caso insomma che se non ho capito male è residente in telespettatore a Venezia, che le darà tutta l'assistenza e tutti i consigli del caso. Mi permetto appunto di fare anche un'altra precisazione, di dare un'ulteriore informazione. Siccome stiamo riscontrando in questi giorni, attraverso insomma delle interlocuzioni che abbiamo con i medici di medicina generale, delle difficoltà nella compilazione di questi nuovi certificati medici introduttivi, proprio perché tanti medici, diversi medici, non sono medici certificatori, mi sento di dire appunto fate riferimento ai patronati, al patronato INCA della CGIL, perché ci siamo attivati con delle convenzioni con dei medici certificatori. Quindi qualora e nel caso in cui non doveste avere il medico di famiglia a disposizione, in quanto non è un medico certificatore, sapete che all'interno del patronato INCA della CGIL potete trovare appunto questo servizio e quindi dei medici certificatori che possono compilare il certificato medico introduttivo ai fini della presentazione e del riconoscimento dell'invalidità civile o dell'indennità di accompagnamento della legge 104. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi continuiamo a parlare di riforma e non solo. A tra poco. Rieccoci in diretta, stiamo parlando di riforma della disabilità con Valentina Durante, Mauro Visentin della CGIL, però abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, vorrei fare una domanda, vorrei essere veloce. Io ho la 104 più l'invalidità al 100%. Devo fare l'accompagnatoria, già devo farlo con la nuova legge, vero? O posso entrare ancora nell'altra? No. Esatto, allora signora, se non ho capito male, lei è titolare di un'invalidità civile al 100% e vorrebbe chiedere quello che fino a ieri si chiamava aggravamento dell'invalidità civile e quindi la richiesta di indennità di accompagnamento. Oggi anche gli aggravamenti, quindi le valutazioni nuove, no, rispetto a un riconoscimento che ho già, come nel suo caso, fanno parte del nuovo pacchetto della riforma della disabilità. Quindi assolutamente sì, deve presentare questa nuova domanda, che non è una nuova domanda ma appunto è un certificato medico introduttivo che vale anche come nuova domanda e che farà riferimento a questa valutazione di base in capo all'INPS. Se ha piacere, insomma, lei sa, se fa riferimento magari alla sede CGIL che è più vicina alla sua residenza, noi possiamo entrare nel dettaglio magari del caso specifico suo e darle le indicazioni più coerenti insomma, rispetto alla sua situazione. Sì, però sempre devo parlare prima con il medico di base, vero? Allora, il consiglio che diamo, esatto, è questo. Valuti prima con il suo medico di famiglia, il medico di base, se è diventato o diventerà a breve, insomma, ecco, medico certificatore. Qualora dovesse esserlo, basta solo appunto che il suo medico di base compili il nuovo certificato medico introduttivo e quando lei ce l'ha in mano, allora a quel punto viene negli uffici del patronato per presentare ed inviare all'INPS il dato socio-economico, quindi il pezzetto di fase amministrativa di questo nuovo procedimento. Se invece il suo medico di base di famiglia non è medico certificatore, a quel punto le direi appunto di sentirci, insomma, di fare riferimento alle nostre sedi, di prendere contatti perché troviamo la soluzione anche per compilare nel suo caso questa sorta di aggravamento o comunque di richiesta di indennità di accompagnamento. Va bene, grazie mille per le informazioni. Grazie a lei signora, grazie. Ciao, grazie. Mauro Visentin, apro un attimo una parentesi in merito a quello che ha detto Valentina e probabilmente non tutti sanno della necessità di trovare dei medici certificatori, nel senso che
non è detto che il proprio medico di base rientri in questa categoria. Ci sono medici certificatori? Questo è il vero dramma della situazione, perché ad oggi i medici di base, che sarebbero quelli più adatti a compilare una certificazione legata alle condizioni del proprio paziente, perché lo conoscono e perché avrebbero una facilità maggiore nella redazione della scheda, che tra l'altro è una scheda abbastanza corposa e voluminosa, con diverse, come dire, con diversi punti da compilare per costruire la condizione della persona che chiede appunto l'invalidità. I medici di base non sono e in questa fase non si rendono così facilmente disponibili a fare da certificatore, perché anche qua non è che pensiamo che i medici siano, come dire, delle figure che non hanno voglia di farlo, hanno delle condizioni purtroppo anche loro, con tanti pazienti, con una situazione già di difficoltà nel gestire tutta quanta questa come dire, situazione di penuria di medici, che in qualche maniera non le mette nelle condizioni di dedicare ulteriore tempo per la redazione di queste schede. E pertanto potremo prevedere una serie di figure che appunto acquisiscono il compito di certificatore, che però non sono medici di famiglia, non sono medici che conoscono quelle condizioni e pertanto hanno bisogno ancora di più tempo per ricostruire la condizione del paziente, e ovviamente il tempo diventa anche denaro e pensiamo, come è già successo in altre realtà dove sono già partite con la sperimentazione, il lievitare dei costi anche della prestazione, perché dopo questo è l'altro aspetto. Perché se adesso la signora prima diceva ho speso 70 euro, credo che bisognerà moltiplicare per 5 se si va da un medico che offre una prestazione e ci deve mettere il tempo necessario e fare una cosa certosina e non ti conosce. Per cui insomma, ecco, queste sono le condizioni che oggi abbiamo di fronte. Torno alla domanda che le ho fatto prima, Valentina, sulla valutazione di base introdotta dalla riforma. Che cos'è? Allora, la valutazione di base in che cosa consiste? Consiste in questo, in una valutazione che è in capo all'INPS, all'Istituto Previdenziale. Perché questo? Perché l'INPS, il legislatore appunto ha previsto che l'INPS sia l'unico ente accertatore della nuova disabilità. L'INPS appunto è l'unico ente accertatore, vi è una valutazione di base definita appunto da chi? Da una commissione medica INPS, composta da medici INPS, da soggetti, da figure sanitarie e da figure sociali. Nella riforma della disabilità, ne abbiamo sentito, insomma ne sentirete parlare sempre di più, appunto di valutazione di base, ma di valutazione multidimensionale che fa riferimento ad un progetto di vita. Allora, la valutazione di base che è in capo all'INPS prevede appunto in un unico momento l'accertamento appunto di quello che era la vecchia invalidità civile, lo stato di handicap con la legge 104 del 92 e il collocamento mirato, cioè la legge 68 del 99. Ora, tutto questo avviene appunto in un unico momento, quindi attraverso questa commissione medica INPS, quale unico soggetto accertatore, nello specifico appunto l'INPS a livello provinciale a Treviso, insomma, e con questa nuova modalità. Quindi le commissioni ULSS che avevamo imparato a conoscere non esisteranno più? Allora, effettivamente le commissioni ULSS diciamo che le stanno un po' dismettendo, non esisteranno più.
nel senso che all'inizio si parlava di questo fondamentale cambio di paradigma, no? Cioè mentre prima si valutava l'aspetto, diciamo, dell'invalidità e della patologia con una percentuale, oggi invece si fa una valutazione molto più ampia a 360 gradi di quella che è la disabilità e quindi di come il soggetto disabile sta all'interno, diciamo, della società. Le vecchie commissioni ULSS non esisteranno più o verranno comunque appunto sorpassate da questo unico ente accertatore che è l'INPS, assolutamente sì, ma avranno il loro gran lavoro, sicuramente mi viene da dire per tutto quest'anno, perché effettivamente non dobbiamo dimenticare che tutti gli accertamenti, quindi tutte le domande presentate entro e fino al 28 febbraio, quindi la settimana scorsa, mantengono comunque il vecchio iter amministrativo e valutativo. Quindi presentazione all'INPS della domanda amministrativa, valutazione attraverso appunto la commissione medica dell'ULSS di riferimento rispetto alla propria residenza. Mi vengono in mente i distretti di Asolo piuttosto che di Oderzo, la Madonnina appunto su Treviso. E quindi appunto quella valutazione lì, quindi la commissione medica USL che redigeva un verbale provvisorio, veniva trasferito in maniera automatica alla commissione medica superiore dell'INPS che andava a definire o in qualche caso anche a modificare la valutazione provvisoria della ASL e poi appunto questo verbale che veniva inviato all'utente, alla persona, insomma al richiedente, al disabile. Oggi effettivamente questo procedimento non esiste più perché il certificato medico introduttivo vale anche come domanda amministrativa e l'unico ente accertatore della nuova disabilità è l'INPS. Nello specifico l'INPS provinciale con la sede appunto a Treviso nel gabinetto medico, insomma, del sanitario INPS. Quindi il caso della signora di prima del certificato, lì non era stato avviato l'iter, lì c'era solo un certificato medico che dava in qualche modo, era il primo mattoncino della grande costruzione, mentre per tutti gli iter già iniziati e quindi quando un iter si può considerare effettivamente iniziato e quindi valido prima del 1° marzo, quindi... Allora, l'iter... Solo per spiegare bene ai nostri telespettatori. Certo, no, ma bene perché sono cose anche un po' diciamo complicate, esatto. Quindi sì, l'intento è proprio quello di dare una comunicazione perché più semplice io ho possibile. già il certificato del medico, quindi io l'iter l'ho già iniziato entro i tempi previsti, non è così. In realtà non è così, perché prima, cioè fino al 28 di febbraio, il certificato medico doveva essere corredato da una domanda amministrativa. Okay, esatto. Quindi il medico di base principalmente compilava quel certificato medico telematico e l'assistito, il richiedente, doveva agganciare, diciamo, a quel certificato la presentazione della domanda amministrativa all'INPS. L'iter, vecchia modalità, si intende avviato non tanto quando il medico, quando hai tra le mani quel certificato medico telematico a cui faceva riferimento la telespettatrice di prima, no? Ma l'iter nella vecchia modalità si intende avviato quando tu hai tra le mani la ricevuta della presentazione all'INPS della domanda di invalidità civile, di legge 104, di collocamento mirato, di indennità di accompagnamento. Quindi fin tanto che tu non hai tra le mani la ricevuta dell'INPS che ti dice che con un numero di protocollo hai inviato all'INPS in quella data la domanda per la richiesta di quella determinata prestazione, quell'iter amministrativo non si è mai avviato. A differenza invece di oggi, cioè marzo 2025, che siamo in piena sperimentazione della riforma della disabilità, per cui il certificato medico introduttivo, che è il certificato che compila il medico di famiglia o comunque un medico certificatore, che non è detto che sia il medico di famiglia, specifichiamolo ecco, di nuovo, vale anche come domanda. Quindi la vera semplificazione in questo momento sta proprio qui, no? Prima dovevo agganciare al certificato medico telematico del medico, appunto compilato dal medico, una domanda amministrativa.
Oggi invece non più. Devo innanzitutto trovare un medico certificatore, compilare o comunque far redigere il certificato medico introduttivo, che vale anche come domanda. A quel punto faccio un passaggio al patronato per inviare il dato socio-economico. In tutta questa confusione, rivoluzione e sperimentazione, appunto, mi sento di dire: fate riferimento alle nostre sedi, perché comunque riusciremo a darvi delle notizie e anche, insomma, a gestire, insomma, questo nuovo percorso, anche grazie all'aiuto e al servizio dei nostri medici certificatori, perché partire già da qui è già un buon punto, insomma, considerando la difficoltà che c'è oggi di trovare, appunto, un medico certificatore. Posso immaginare che saranno giorni intensi per i vostri uffici, perché tante persone che si trovano in questa situazione, o il certificato o ancora in attesa di ricevere questa importantissima ricevuta dell'INPS, che vale davvero tantissimo in tempi, proprio in tempi spesi tra carte e uffici, quindi immagino sarà un grande lavoro. Dai dati che vi stanno arrivando dalle varie province dove è stata avviata la sperimentazione, che riscontri avete, che tendenza emerge sulla presentazione delle domande? Allora, i dati nostri sono i dati di fatto anche diffusi dall'istituto, quindi dall'INPS, e sono dati che vanno a segnalare effettivamente due concetti principali, due modalità principali. Allora, innanzitutto c'è stato un calo inevitabile, insomma, di domande presentate all'INPS, perché appunto, insomma, lo scoglio di una sperimentazione, di una nuova riforma, nello specifico appunto la riforma della disabilità, non è cosa da poco, perché comunque c'è una macchina, no, che deve essere ogliata a partire dai medici certificatori, passando poi appunto dagli intermediari quali i patronati e finendo poi con l'accertamento dell'INPS. Quindi in realtà sono state presentate evidentemente non tutte le domande e non tutte, appunto, le situazioni che meritavano, comunque per le quali poteva essere presentato un accertamento della disabilità. D'altro canto però stiamo anche riscontrando un aspetto positivo, che appunto fa riferimento a quella che è l'unificazione del processo amministrativo e quindi quella che è la valutazione di base, che ci permette, insomma, di dire che abbiamo avuto una diminuzione dei tempi a cui si faceva riferimento inizialmente, quindi della tempistica rispetto alla valutazione. Quindi da quando si presenta il nuovo iter per l'accertamento della disabilità a quando si conclude con la valutazione di base in capo all'INPS provinciale, effettivamente, insomma, abbiamo potuto riscontrare una velocità in quello che è la conclusione dell'iter e il riconoscimento poi di quelle che sono le prestazioni in capo ai soggetti più fragili, più deboli e che hanno veramente necessità e bisogno, appunto, si trovano nelle condizioni più complicate, ecco. Mauro Visentino, in questa riforma ci sono degli attori strategici, parliamo degli ambiti territoriali sociali e delle case di comunità, che sono comunque ormai delle realtà che abbiamo imparato a conoscere anche proprio dalle parole del Presidente Stefani, del nuovo assessore regionale alla sanità Gerosa. Di che cosa si tratta però concretamente? Sono degli strumenti, delle strutture che ci siamo dati nel territorio, in alcuni casi arriviamo dopo molto tempo che in altre regioni queste cose sono state costruite, sperimentate e messe a punto, e che dovrebbero dare delle risposte, ad esempio per quanto riguarda la questione della invalidità, chiaramente con il famoso progetto di vita, che è uno degli elementi che costruisce il tipo di intervento che viene chiesto alla società per le persone svantaggiate, e che però sconta ancora una situazione di stallo, perché dovevano essere pronti gli ATS ancora a fine anno, adesso si è prorogato perché ci sono delle questioni, come dire, di ordine tecnico-burocratico da affrontare. Lo
le stesse case di comunità in alcuni casi, come dire, sono in fase di ultimazione, in altri casi sono ancora in alto mare, con il rischio anche di perdere i finanziamenti previsti dal PNRR per questo tipo di situazioni. Insomma, diciamo che l'idea di costruire e di mettere a disposizione questo tipo di strumenti è un'idea formidabile, nel senso che rivoluziona, come diceva Valentina prima, una modalità. È come avere una Ferrari accogliente, scattante, potente, bella da vedere, ma con le ruote di legno fino a quando non si chiudono tutti come dire, i capitoli aperti e non si riesce a dare una risposta che sia una risposta positiva dopo a chi ne deve usufruire, alla cittadinanza e soprattutto alle figure più fragili della cittadinanza. Per cui noi pensiamo, insomma, che alcune scelte dovevano essere fatte con un po' più di velocità e di coraggio, altre che sono là che languono devono essere in qualche maniera affrontate per chiudere e per poter dare la massima funzionalità a un sistema che senz'altro può essere migliore, più rispondente alle necessità, ma che appunto per funzionare deve avere tutte le strutture a posto e non dimenticarci che se sleghiamo una cosa dall'altra il rischio è di non dare la risposta ai cittadini che ne hanno una necessità. Nel nostro territorio ce ne sono già di aperte? Quali apriranno? In via di case di comunità che però contano fin là con il tema che oggi affrontiamo, nel nostro territorio sono previste, adesso vado a memoria, una 7-8 mi sembra case di comunità, non credo che si arrivi a 10, alcune sono già in fase di ultimazione, se non erro Asolo e anche Treviso e mi sembra Crespano del Grappa, e adesso così vado a memoria, però per cui ci auguriamo, insomma, che comincino a dare il loro apporto, il loro segnale a una sanità che sta cambiando e che cambia per rispondere a una società che è diversa, dove i medici di base, come dire, sono ancora la parte più fragile della situazione, perché appunto, come dicevo prima, c'è penuria. E pertanto, insomma, ci auguriamo che mettere insieme questo sistema ci dia delle risposte e ci dia delle risposte in maniera veloce. Noi siamo in chiusura, abbiamo cercato di dare qualche elemento e secondo me ci siamo riusciti, perché sono toccati punti essenziali, direi, di questa riforma. Chiaramente da qui alle prossime settimane potrebbero esserci delle novità. Valentina ci ha parlato di qualche anticipazione così sussurrata, mettiamola così, proprio di oggi dalla CGIL nazionale, però staremo a vedere che cosa succederà, soprattutto per quella zona d'ombra, mettiamola così, di quei certificati redatti dal proprio medico di base prima del 1° marzo e che di fatto, se quel medico non è medico certificatore, potrebbero non avere validità, e questo probabilmente è il tema di cui si dovrà discutere nelle prossime settimane. Intanto ringrazio Mauro Visentin, CGIL Treviso, e Valentina Durante, INCA CGIL Treviso. Grazie davvero, torneremo poi a raccontarvi ulteriormente di questa riforma nei prossimi approfondimenti con la CGIL. Io ringrazio nuovamente Simone Merlo e Alessandro Granzera in regia. Vi lascio la nostra programmazione, che alle 16 vedrà il film Il Padre. Grazie ancora per averci seguito, buon proseguimento di giornata.